10 anni di Blue 61 è veramente tanta roba, è un prodotto che ha raggiunto veramente mercati quasi impossibili, veramente nelle migliori gastronomie di tutto il mondo. Harrods di Londra è stato il primo che ha inserito questo formaggio dopo aver ricevuto anche notevoli premi. Quest'anno festeggiamo i 10 anni, la storia è una storia bellissima, romantica, c'è una storia d'amore dietro questo formaggio, quella dei miei genitori che nel 1961 si sono sposati. Passati 50 anni mio padre ha avuto una idea veramente grandiosa, il fatto di pensare a creare un gioiello di formaggio per celebrare questi 50 anni di matrimonio, queste nozze d'oro. E questo si è trasformato appunto in un formaggio Blue 61 che è arrivato fino al 2021 per i suoi 10 anni e quindi in concomitanza con i 60 anni di matrimonio dei miei genitori. È un formaggio che viene lavorato con molta cura, molta attenzione. Partiamo da un erborinato, un formaggio di latte vaccino pastorizzato che viene fatto maturare molto lentamente con veramente quello che noi chiamiamo tuta, tempo, umidità, temperatura ambiente, con un vino del nostro territorio, il Raboso Passito della cantina di Giorgio Cecchetto, che tra l'altro è qui con noi questa sera in questo evento, perché fa parte degli ingredienti di questo formaggio. Quindi una macerazione per lungo tempo con questo vino che va a dargli veramente un gusto molto particolare e unico. Al di sopra del formaggio viene ricoperto, proprio perché voglia sembrare un po' una torta, con dei cranberries. Formaggio che può essere abbinato ovviamente a dei passiti rossi, ma perché no anche a dei cocktail innovativi da poter abbinare insieme. Questa sera con la collaborazione di Robin Marton presenteremo anche un cocktail creato appositamente da abbinare al Blue 61. Beh, sicuramente 10 anni è una prima tappa, il futuro vuole vedere il Blue 61 anche in una veste diversa, con questo nuovo packaging che abbiamo creato, un packaging davvero innovativo con una piccola porzione da 150 grammi, veramente un confezionamento studiato per molti mesi, ma per avere la possibilità di un piccolo assaggio ma per grandi emozioni.